Levante applicherà il fattore famiglia all'asilo nido e tra i primi comuni che aderisce al patto siglato con il Forum Famiglie del Tigullio. Al lavoro anche Lavagna e Rapallo. Turismo, si va verso il tutto esaurito nel Tigullio negli alberghi per i giorni del Ferragosto, ma il mese presenta luci e ombre. Bene gli stranieri con i russi e gli americani tra le conferme. Rafforzare il legame tra costa ed entroterra, intercettare i flussi delle Cinque Terre e sviluppare maggiore collaborazione. Il Tigullio cerca spunti per rilanciare e rafforzare il turismo. Genova si prepara a ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Mercoledì la città si fermerà per un minuto di silenzio. La messa del Cardinale Bagnasco nei pressi di quella che sarà la pila 9 del nuovo viadotto. Sestri Levante ha dedicato una giornata a Vito Molinari nel suo 90° compleanno. Scoperta una targa in Corso Colombo e proiettate le sue teche. Per il regista occorre un modo nuovo di fare televisione. Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque i comuni sono al lavoro per aderire al patto siglato con il Forum delle associazioni familiari del Tigullio a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio o di difficoltà. La quotidiana fatica portata avanti ogni anno dal sodalizio non sempre viene premiata da atti concreti delle amministrazioni. Qualche piccolo spiraglio però c'è e arriva dai comuni di Sestri Levante, di Lavagna e di Rapallo. Sentiamo. Per il momento è Sestri Levante l'unico comune del Tigullio che applicherà il fattore famiglia. A spiegarlo è Raffaele Loiacono, presidente del Forum delle associazioni familiari, che da anni tenta di convincere la politica locale a sostenere le famiglie del territorio. Ora alcuni risultati si stanno ottenendo. Il fattore famiglia, che prevede un accesso più equo ai servizi, a Sestri Levante sarà applicato all'asilo nido. È già stato inviato un questionario che permetterà di stilare una graduatoria che per alcuni nuclei familiari con particolare necessità o disagio vorrà dire pagare meno o essere totalmente esentati. Un ottimo risultato, dice Loiacono, che in questo periodo ha un fitto calendario di incontri con i sindaci del territorio. Certo, spiega, accettare le proposte del forum non è così immediato e i tempi spesso sono dilatati. La giunta di Lavagna ha già incontrato Loiacono ed è stata espressa la volontà di collaborare, nei limiti del possibile, vista la situazione di dissesto. E un altro comune che sta lavorando per applicare il patto firmato con il forum è Rapallo. La consigliera Elisabetta Ricci incontrerà gli uffici e tutte le associazioni che a livello parrocchiale e non si occupano delle necessità delle famiglie. Noi avevamo già dato la nostra adesione a portare avanti le attività in cui il forum crede e abbiamo già concordato che nel mese di settembre ci incontreremo per fare questo tavolo di lavoro e cercare di mettere giù una sorta di calendario di attività concordato anche con tutto il mondo di volontariato che è inerente alla famiglia. Con il vice sindaco Brigati invece affronteremo un po' la tematica del bilancio per vedere quali risorse sono state assegnate ai servizi sociali di cui lui ha l'assessorato e una parte poi spetterebbe alle politiche della famiglia. E ora parliamo di turismo. Quello che sta per iniziare è il periodo più caldo dell'anno, ma nel quale il comparto affida ovviamente le maggiori speranze ed aspettative. I dati al momento confermano una situazione tutto sommato positiva, anche se non mancano le ombre. Per i giorni di Ferragosto si va verso il tutto esaurito per le strutture alberghiere del Tigullio. Bene gli stranieri, ma per il resto del mese le presenze non sono incoraggianti. Facciamo il punto. Bene i giorni a cavallo di Ferragosto, dove si va per il tutto esaurito, meno positivi i dati dell'intero mese, dove i turisti ci sono ma le presenze si allineano alla tendenza degli anni prima del 2016. Sono i primi dati che emergono dall'analisi dei flussi turistici da parte degli albergatori del Tigullio. Eravamo abituati al 2016-2017 che sono andati molto bene e quindi penseremo ancora di aumentare le presenze di quegli anni lì, ma non sempre succede così, ci sono delle punte e delle valli, ci siamo riposizionati diciamo sugli anni 2014-2015, però è fisiologico, è normale, bisogna accettarlo. Una riduzione delle presenze alberghiere, ha spiegato il presidente Verdin, che va di pari passo con l'incremento della scelta dell'appartamento turistico come sistemazione, un travaso quantificato dall'associazione tra il 10 e il 12%, e con il ritorno delle offerte dei territori limitrofi, come la vicina Costa Azzurra, che hanno superato le difficoltà contingenti e possono contare su costi di gestione inferiori rispetto alle strutture nostrane. Sul fronte della tipologia delle presenze turistiche, il quadro che emerge conferma la presenza degli stranieri, in primis i russi
russi e gli americani. Si stanno riconfermando le presenze di nazionalità russa e gli americani tengono bene. C'è un calo di tedeschi e gli svizzeri tengono anche bene, e anche i francesi. Si pensava che diminuissero l'anno scorso, invece stanno tenendo bene anche i francesi. Ecco, diciamo il Tigullio occidentale, parliamo Rapallo, Santa Margherita e Portofino, gli effetti della mareggiata si sentono ancora anche dal punto di vista dell'immagine del territorio o c'è una ripresa? Diciamo non più. Abbiamo qualche refuso, c'è qualcuno che ha reclamato perché non gli era arrivata la notizia di una mareggiata e quindi di un territorio ancora tipo in ricostruzione, vedi il Porto Carlo Riva che è deserto e quindi ecco, ma sono cose normali. Ed è una partenza positiva quello del Tigullio Shuttle, il bus navetta di ATP che collega la Riviera all'aeroporto di Genova. Nelle prime 2 settimane di attività sono stati trasportati 186 passeggeri. Il gradimento dell'iniziativa ha convinto la società Aeroporto di Genova ad inserire direttamente nella homepage del sito internet del Cristoforo Colombo il servizio. Nel dettaglio la linea da Portofino ha trasportato 101 persone, quella da Sestri Levante 85. ATP prevede per il mese di agosto un ulteriore incremento dei passeggeri e anche il giorno di Ferragosto lo shuttle sarà in funzione. E l'arrivo delle presenze turistiche mette a dura prova la rete infrastrutturale della nostra regione. Oggi giornata da bollino nero per gli spostamenti con il terminal traghetti del porto di Genova preso d'assalto dalle persone dirette nelle isole. Traffico intenso su tutta la rete autostradale sebbene senza criticità di rilievo. Un altro territorio che vive di turismo ma che patisce le numerose presenze è quello delle Cinque Terre, tanto che alcune settimane fa il sindaco di Rio Maggiore ha firmato un'ordinanza che puntava alla riduzione dei turisti per ragioni di sicurezza. Elementi questi che possono fornire un'occasione di dibattito e di opportunità anche per il Tigullio. 3,5 milioni di turisti in arrivo ogni anno, prevalentemente via treno, con picchi, come lo scorso 14 agosto, in piena allerta meteo arancione, di circa 20.000 presenze al giorno, sia residenziali che di passaggio. Sono i numeri che caratterizzano l'afflusso turistico delle Cinque Terre, parco nazionale e meta celebre in tutto il mondo. A tenere banco, nelle scorse settimane, l'ordinanza del sindaco di Rio Maggiore, Fabrizia Pecunia, che prevedeva l'allerta per folla, imponendo alle ferrovie, principale via di accesso a questi territori, per ragioni di sicurezza un numero massimo di persone che può sostare nell'area della stazione e dunque treni a prenotazione con flussi controllati. Pochi giorni fa l'ordinanza, dopo un ricorso al TAR delle stesse ferrovie, è stata bocciata per questioni procedurali, ma la sentenza ha sancito il prevalere della sicurezza sulla libera circolazione. Quali elementi può trarre il Tigullio dall'esperienza della vicina realtà delle Cinque Terre? Il tema è stato affrontato a margine della Commissione regionale sul turismo e gli spunti non sono mancati. Potremmo prendere da lì lo spunto per ampliare l'offerta turistica nostra. Si tratta di un lavoro di regia nel quale, a mio avviso, proprio la Regione può svolgere una funzione essenziale. Si tratta di trovare un modo per cui programmare appunto questi flussi e cercare di mettere dei pacchetti in campo che includano anche il nostro entroterra. Mi viene in mente Gamba Tesa, piuttosto che il museo del Damasco di Lorsica, i nostri percorsi con le mountain bike, insomma ragionare perché il turismo venga distribuito e ne possano beneficiare chi ne ha meno e non aver problemi chi ne ha troppo. Uno dei temi che si è sviluppato in questi ultimi anni è stato quello di fare rete tra il territorio, Sestri Levante, Chiavari, la zona di Framura e quant'altro. Si tratterebbe di allargare comunque questa collaborazione. Assolutamente sì, e io dico anche che bisognerebbe davvero far sistema, lo diciamo da tanto tempo, è ormai una parola insomma un po' abusata, far sistema con l'entroterra, perché il mare è un elemento di attrazione, però non può essere l'unico, e quindi avere una proposta che includa l'entroterra secondo me ci renderebbe molto più attrattivi.
Un tratto di spiaggia attrezzato per il gioco a disposizione di tutti i bagnanti è stato inaugurato oggi a Lavagna, nella zona ad ovest rispetto ai Bagni Piero. Il progetto si chiama Happy Beach e ha come scopo primario quello di incentivare l'aggregazione e il divertimento per chi frequenta la spiaggia, soprattutto i più giovani, senza infastidire i bagnanti che vogliono vivere la spiaggia in tranquillità. È possibile portare in proprio il materiale con cui giocare oppure utilizzare alcune attrezzature che sono state offerte dal comune, come porte galleggianti, racchettoni e palloni. Siamo alla cronaca. È stata processata questa mattina con rito direttissimo la coppia arrestata ieri sera a Rapallo dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un cinquantenne e della sua complice di 36 anni, entrambi con precedenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 8 dosi di eroina e di 35 euro, lei con 5 dosi di cocaina e 260 euro. Perquisita l'abitazione sono stati rinvenuti altri 70 grammi di cocaina in pietra, 1 grammo di crack, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.400 euro provento dell'attività illecita. Un arresto, 3 denunce, numerose segnalazioni alla questura di Genova di segnalazioni di assuntori di stupefacenti. È il bilancio dell'attività di controllo antidroga messa in campo nella prima settimana di agosto dal commissariato di polizia di Chiavari, che ha implementato i servizi mirati alla repressione dello spaccio, in particolare negli ambienti giovanili. La prima denuncia è scattata per un cittadino di origini straniere che coltivava piante di marijuana all'interno della propria abitazione, dove sono state trovate 4 piante alte più di 1 metro, nonché 50 grammi di hashish. La persona arrestata invece è uno straniero trovato in possesso di 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 12 grammi e di 215 euro in banconote di piccolo taglio provento dello spaccio. Oltre alla convalida dell'arresto, il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nel comune di Lavagna, in quanto lo stesso aveva precedenti specifici in materia di stupefacenti. Durante i numerosi servizi serali, inoltre, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 2 giovani turisti francesi per il reato di spaccio, perché trovati in possesso di 28 grammi di marijuana. Segnalati in via amministrativa anche 13 soggetti che detenevano droga per uso personale. Genova si prepara a ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi. Il 14 di agosto la città si fermerà per un minuto di silenzio che sarà scandito dal suono delle campane di tutte le chiese dell'arcidiocesi di Genova e sarà preceduto dalla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco nei pressi di quella che sarà la pila 9 del nuovo viadotto sul Polcevera. Intanto procede la demolizione dell'ultima pila del Ponte Morandi. Sono oltre 450 i familiari delle 43 vittime di Ponte Morandi attesi il 14 agosto a Genova la commemorazione ad un anno dal disastro. Il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la messa alle 10 davanti a quella che sarà la futura pila 9, che vedrà issata sulla sua parte più alta una bandiera di Genova. Qui in un capannone nel cantiere del lato ovest del viadotto ci sarà spazio per familiari e autorità. Sono attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed esponenti del governo, oltre ovviamente alle autorità locali. Alle 11.36 la città si fermerà, sarà osservato un minuto di silenzio nell'ora esatta in cui 43 vite furono spezzate dal crollo del viadotto. Le campane di tutte le chiese dell'arcidiocesi di Genova suoneranno a lutto. Sono molte le persone che desiderano partecipare a questo momento di unità e commozione. Lo ha confermato il sindaco di Genova Marco Bucci. Per questo sarà attivata la protezione civile per l'assistenza e la distribuzione dell'acqua alle persone che parteciperanno. Bucci ha assicurato che per quella giornata ogni aspetto autocelebrativo verrà messo da parte. Il comune è impegnato nell'organizzazione di una cerimonia che vuole essere un momento di commemorazione dedicato a chi in quella tragedia ha perso gli affetti più cari. Proprio alla pila 9, quella davanti alla quale si svolgerà la cerimonia in ricordo delle vittime, a settembre sarà collegato il primo tratto di impalcato del nuovo viadotto. Procedono spediti i lavori per la conclusione della demolizione di quel che resta del Ponte Morandi, lavori che con ogni probabilità saranno del tutto conclusi entro la fine del mese di agosto. L'ultima pila è quella numero 2 a ridosso della collina di Coronata, che in queste ore viene demolita con un escavatore dotato di pinze idrauliche installate sopra un braccio di 30 metri di lunghezza, lo stesso utilizzato per abbattere gli edifici di Via Porro. Per poter accedere con il braccio dell'escavatore sono state realizzate delle ampie piste sbancando una parte dell'area.
Lo spazio dove si sta operando è molto sensibile perché sono presenti alcune tubazioni di gas e vicino alla pila c'è una stazione che ospita una cabina di decompressione. Parallelamente procedono i lavori per iniziare la costruzione del nuovo viadotto. Al momento si sta lavorando sulle fondamenta di 11 delle 18 pile previste. La prima a salire è la 9. Sono arrivate 3 delle 30 navi previste con gli impalcati. Nella seconda metà di settembre sarà visibile il primo pezzo con l'impalcato montato su 2 pile. Nei giorni immediatamente precedenti la settimana di Ferragosto, la Polizia di Stato ha predisposto un'attività di controllo nelle stazioni ferroviarie delle maggiori città italiane. Per la Liguria è stata scelta Genova Principe. Il servizio è stato svolto in maniera coordinata dalla Polizia Ferroviaria e dalla Questura, che ha intensificato i controlli nelle aree adiacenti alla stazione. Sono stati impiegati 25 operatori. Sono state controllate 197 persone. Una è stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti. Una è stata indagata per violazioni alle misure di prevenzione. 2 sono state rintracciate perché destinatarie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Una infine è stata segnalata alla prefettura per possesso di stupefacenti. Inoltre sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada, è stato sequestrato un motociclo e sono stati sequestrati poco più di 5 grammi di hashish. Sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo dall'ultima tornata delle elezioni amministrative. Tra i volti nuovi a ricevere la carica di primo cittadino c'è anche Alessandro Graziadelli, eletto nuovo sindaco di Lorsica. Siamo andati a sentirlo per chiedergli quali siano le difficoltà nell'amministrare piccole realtà come quelle della Val Fontana Buona. Circa 400 abitanti, di cui il 18% con più di 75 anni, sparsi per 17,7 km² nella Val Fontana Buona. Ad esempio Chiavari si estende su 12,2 km² ed ha 6 volte quel numero di abitanti. Questa è la realtà del comune di Lorsica, uno dei tanti piccoli ed estesi comuni dell'entroterra ligure, in cui le amministrazioni devono far fronte anche a problematiche differenti rispetto a quelle dei grandi comuni costieri. Quello che vedo che da piccolo imprenditore che sono, vedo che c'è un sistema completamente diverso, nel senso che se uno non lo conosce non lo riesce neanche a capire al di fuori. Cioè io se per esempio devo aggiustarmi un telaio e ho da cambiare una guarnizione, vado, la compro, la cambio e la metto a posto. Qui non funziona così. Qui per cambiare quella guarnizione bisogna fare decine e decine di fogli, domande. In questo per me è un problema, nel senso perché sono un po' più operativo in quel senso lì e quindi questo ci frena tantissimo e i tempi si allungano in maniera spaventosa. Quanto è importante anche la collaborazione con i comuni più grandi? È importantissima. Noi per esempio adesso abbiamo il segretario in convenzione col comune di Chiavari, che per noi è una grossissima fortuna, primo per il livello di esperienza che ha, comunque perché è un comune importante, quindi porta un bagaglio di esperienza notevole che per noi è veramente una fortuna, quindi ci sarà solo che da apprendere tanto. E poi comunque si può anche partecipare a dei bandi che sono predisposti per i comuni più grandi, cui noi siccome siamo convenzionati con un comune come Chiavari che fa da capofila, a cui possiamo partecipare e questo è un valore aggiunto. In occasione della festa di San Rocco nella parrocchia di Pianezza a Cicagna, domani mattina alle 11 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Alle 17:30 il Vespro e la processione presieduti dal sacerdote e novello Don Alessandro Cavallo. Festa di San Gaetano nella parrocchia di Santa Maria della Neve a Camposasco. Domenica alle 9:30 la Santa Messa, alle 17:30 il Vespro e la processione con l'Arca del Santo. Presiede la liturgia Don Maurizio Prandi. La comunità di Sant'Ambrogio a Zoagli si prepara a vivere la solennità patronale di Nostra Signora della Salute. Domani alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa solenne, preceduta dall'omaggio floreale dei bambini alla Vergine. Nel pomeriggio alle 18 la celebrazione eucaristica, cui seguirà la processione con l'Arca della Madonna, l'adorazione e la benedizione. Al termine, sul piazzale della chiesa, ci sarà un momento conviviale di comunità.
Negli ambulatori dell'ospedale di Sestri Levante da qualche giorno sono state installate alcune librerie con una selezione di volumi provenienti dalle biblioteche cittadine per offrire ai pazienti in attesa qualche momento di svago e, perché no, stimolare la voglia di leggere. È l'ultima iniziativa in ordine di tempo nata dal sistema bibliotecario urbano di Sestri Levante Riva Trigoso, che attualmente conta più di 2100 utenti registrati per un totale di oltre 18.000 prestiti per l'anno in corso. Oltre agli utenti iscritti sono state contate oltre 1.200 persone che frequentano le biblioteche per leggere e studiare. Nelle scorse settimane sono stati donati al sistema bibliotecario un piccolo insieme di libri per ipovedenti, scritti quindi in caratteri particolarmente grandi, che sono stati posizionati in sezioni apposite all'interno delle due biblioteche. Il sistema bibliotecario urbano di Sestri Levante, inoltre, è entrato a fare parte del sistema Biblioteche Genova Metropolitana, che consente agli iscritti di fruire di una gamma di servizi decisamente ampliata rispetto al passato, fra cui il catalogo online e la possibilità di controllare il prestito dei propri libri. A Mezzanego si sono concluse le operazioni che hanno permesso di subentrare nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, la banca dati anagrafica unica che sostituirà progressivamente le singole anagrafi degli oltre 8.000 comuni italiani. Il comune è uno dei primi dell'entroterra a dotarsi di questo servizio. Nell'immediato ci saranno importanti semplificazioni nelle procedure, prima fra tutte il cambio di residenza, che sarà immediato. I cittadini di Mezzanego inoltre potranno richiedere i propri certificati anche agli altri sportelli dei comuni aderenti all'anagrafe nazionale. È finita 1-0 per la rappresentativa dei Carabinieri la partita del sorriso che si è giocata ieri sera sul campo sportivo da Neri di Caperana a Chiavari. Di fronte i militari della compagnia di Chiavari in maglia bianca a strisce rosse e blu e i campioni del cuore, una squadra formata da politici, sacerdoti, giovani e personaggi famosi del Tigullio. Un'iniziativa di unione, solidarietà e divertimento promossa da ben 5 Lions del territorio. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di nuovi defibrillatori da donare al comune di Chiavari. Le due formazioni in campo, nonostante il caldo, hanno dato vita ad un incontro acceso ma corretto, sbloccato da un gol messo a segno dalla formazione dei Carabinieri a metà del primo tempo. Buona la cornice di pubblico sugli spalti che ha sostenuto i giocatori. La serata è proseguita poi con la cena sul piazzale antistante il campo, preparata dal Circolo Amici di Caperana. Sestri Levante ha dedicato una giornata a Vito Molinari nel suo 90° compleanno. In Corso Colombo è stata scoperta una targa che ricorda la carriera del regista e scrittore originario dell'Abimare. Molinari, che ha diretto la trasmissione inaugurale della RAI nel 1954, invita oggi ad inventarsi una televisione diversa. Questa giornata è per me una favola. Scherza così Vito Molinari, citando il legame tra Sestri Levante e l'Andersen durante l'inaugurazione della targa a lui dedicata in Corso Colombo. 2000 trasmissioni televisive per una carriera iniziata nel 1954 con il programma inaugurale della TV. Vito Molinari non ha mai dimenticato la sua città natale. Quello che mi ha molto aiutato è una dote che credo sia tipica dei sestrini, e cioè la curiosità. Viaggio volentieri, se vedo in un negozio una piccola cosa che mi piace, magari la compro per regalarla, mi diverte, sono curiosissimo. Dopo il momento di festa in Corso Colombo, in serata si è svolto un momento di spettacolo con la proiezione delle teche di Molinari, musica e il racconto dei 60 anni di carriera. La giornata è stata curata dall'Associazione Culturale Oleudo in occasione dei 90 anni del regista. Noi dell'Oleudo cerchiamo sempre con la cultura di essere al passo con i tempi, rispettando il passato. Presente l'amministrazione. D'altra parte, nel 2017 il Consiglio Comunale all'unanimità ha attribuito a Molinari la cittadinanza onoraria di Sestri Levante. È un grande vanto avere un cittadino così illustre, papà della televisione italiana, grande autore non soltanto di TV ma anche di teatro, che ha dato tanto alla cultura, ecco, in un momento in cui la televisione era veramente bella. Infine, per Molinari la televisione di oggi è orribile, c'è poca preparazione, dice, e si pensa di far ridere ma con scarsi risultati. Ai nostri tempi c'era maggiore professionalità, di qui l'invito a cambiare strategia.
Inventatevi la televisione giorno per giorno, non guardate né i programmi della RAI né i programmi delle televisioni private, bisogna ripartire da zero e siete voi che siete i più giovani che dovete ripartire da zero reinventandovi una televisione nuova. Si è conclusa l'edizione 2019 dei Tramonti a Montallegro, ciclo di 3 appuntamenti ospitati nel Teatro Naturale del Santuario Mariano, quest'anno dedicato in modo particolare ai bambini, in continuità con le altre iniziative del programma Rapallo for Kids. Sono stati infatti i più piccoli ad intervistare nell'ordine Filippo Daverio, Gioele Dix e Ferruccio De Bortoli. De Bortoli ieri sera ha concluso la rassegna. L'editorialista del Corriere della Sera, attualmente presidente della casa editrice Longanesi, è stato intervistato dagli studenti dell'Istituto Liceti e del Gianelli di Rapallo. Molte le domande e le curiosità che sono state soddisfatte. Particolarmente apprezzata quella relativa alla differenza fra una notizia vera ed una falsa e sui criteri e l'approccio per poterla riconoscere, e quella sulla libertà nel mondo dei media. Per scoprire insieme quali sono gli appuntamenti in programma per domani, sfogliamo insieme la nostra agenda. Appuntamenti in agenda per domenica 11 agosto. Festa del mare dalle 7:30 alle 21 a Genova Pegli, con banchetti di merci varie. Raccolta di sangue con autoemoteca dell'Avis San Colombano, in collaborazione con quella di Genova, dalle 8 alle 12, in via Pianezza a Cicagna. La Pro Recco Bocce organizza il Memorial Lorenzo Ballabene, in via dell'Anè a Recco. La competizione inizia alle 8:30 e la finale è in programma per le 20:45. Sbarazzo a Sestri Levante, la giornata in cui le attività commerciali propongono i grandi sconti con la fine del periodo dei saldi. Dalle 9 alle 13 apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta. Alle 10:30 si terrà il laboratorio per bambini, dalle ciape preistoriche ai portici medievali. Alla Croce Rossa di San Salvatore di Cogorno continuano le giornate di festa, il cui ricavato sarà devoluto per il progetto Un Pozzo per la Vita. Alle 12 e alle 19 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 la serata danzante. Continua la festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi. Alle 19 aprono gli stand gastronomici, mentre alle 21:45 lo spettacolo musicale con l'orchestra Macio. Il Porticato Brignardello di Lavagna ospita una serata dedicata alla milonga, la tradizionale danza argentina. L'inizio alle 21. Gala dello Stage Internazionale di Danza Classica Città di Rapallo. Alle 21:15 nel Teatro all'Aperto di Villa Tigullio. Incontro culturale organizzato dall'Associazione Musicale Felice Domani. Alda Merini, Le oscurità della mente, le luci dell'anima, a cura di Don Federico Picchetto. Alle 21:15 nella chiesa di San Lorenzo a Moneglia. Concerto dei partecipanti al corso di perfezionamento di flauto del maestro Valentini. Alle 21:30 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Passiamo adesso agli appuntamenti per lunedì 12 agosto. Impariamo il mare, il laboratorio di biologia marina per bambini, alle 10 in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. Medioevo nel borgo a San Salvatore di Cogorno, la giornata di rievocazioni storiche che precede l'addio Dauphintin, l'inizio alle 16. Rassegna culturale Estate con le stelle a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Alle 18 Leonardo da Vinci e lo sguardo verso il cielo. Alla Croce Rossa di San Salvatore di Cogorno l'ultima giornata di festa, il cui ricavato sarà devoluto per il progetto Un Pozzo per la Vita. Alle 19 aprono gli stand gastronomici, alle 21 ballo con orchestra. Ultima serata per la festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi. Alle 19 apertura degli stand gastronomici, dalle 21 spettacolo musicale con l'orchestra Caravel. Continua il ciclo di visite guidate nel centro storico di Lavagna, organizzate da Estate Ambiente. Ritrovo alle 21 di fronte al Palazzo Municipale. Carnevale d'agosto sul lungomare di Chiavari, dalle 21 festa con i carri addobbati. Alle 21:15 nella chiesa di San Pietro di Riva Trigoso a Sestri Levante andrà in scena la messa solenne di Santa Cecilia di Charles Gounod. Alle 21:30 nell'aia della corte di Sesta Godano si terrà il concerto di musica d'ascolto di Angela e Gianluca.
Ricordiamo che domani è la memoria liturgica di Santa Chiara al monastero delle Suore Clarisse di Levi, alle 7 del mattino la recita delle lodi, alle 8:30 la messa, mentre in serata alle 18:30 si terranno i vespri. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna puntuale lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.